del giornalismo. Parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi Pierluigi Battista, giornalista, scrittore, editorialista di Huffington Post del Foglio, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Ci sei, Pierluigi? Sì, ci sono, grazie, certo. Benvenuto su Radio Libertà. Grazie per avermi ospitato. Guarda, no, l'abbiamo fatto proprio convintamente perché ed è il nostro punto di partenza. Tu hai scritto un libro per l'editore Liberi Libri che si intitola La nuova caccia all'ebreo. Ed è un libro, diciamo, la cui lettura fa rabbrividire, non per una volta usata come espressione retorica, fa rabbrividire proprio fisicamente, cioè fa provare delle sensazioni fisiche, perché anche noi che diciamo la pensiamo in modo abbastanza chiaro su il diritto di Israele a esistere, su cosa sta andando in scena in Medio Oriente, eccetera, prigionieri della giornata, cioè, leggendo il tuo libro, quando tu hai messo in fila degli episodi come dire, di antisemitismo esplicito che stanno andando in scena in Europa in questi mesi, la sensazione non può che essere quella. Ti aggiungo come elemento da cui partire che poco prima di sedermi in postazione per la nostra chiacchierata ho visto che oggi in tendenza su X, tra le prime tendenze, c'è l'hashtag Israel Enemy of Humanity, Israele nemico dell'umanità, tra le prime tendenze di X. Allora volevo chiederti cos'è questa nuova caccia all'ebreo e come dire, quali sono le similitudini e eventualmente le differenze con la vecchia? Beh, insomma, cerco di spezzettare le risposte, visto che la domanda è praticamente il mio libro, quindi diciamo così cerco di trovare alcuni elementi. Allora, intanto non parliamo solo dell'Europa, ma parliamo del mondo. Cioè in questo anno, diciamo dal 7 ottobre del 2023, io ho fatto un po' un lavoro cronistico, diciamo così, nella mia età, sono pensionato, però ho messo insieme, ho cercato di mettere insieme tutto quello che trovavo, ritagli di giornali, un tempo si diceva ritagli, adesso i giornali non si ritagliano più, si linkano, non si ritagliano, e insomma tutti gli episodi che hanno configurato dal 7 ottobre 2023 la più gigantesca campagna offensiva antisemita, un pogrom antisemita nel mondo che elegge gli ebrei e lo Stato degli ebrei come i nuovi carnefici. E dico perché questo? Perché alcune cose sono avvenute anche fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, fuori dal mondo, negli altri continenti. Ti basti dire che in Australia durante un corteo è uscito fuori un cartello Gas the Jews. Non so quanto questo c'entri con i fatti di Gaza, Gas the Jews. Sulla metropolitana di New York un altro cartello, Kill the Jews. E addirittura in Corea del Sud, che non è proprio occidente ma è un dente dell'occidente nell'Asia, nell'estremo oriente, addirittura un cartello esibiva questa scritta: soluzione finale, cioè soluzione finale, che è quella appunto che i gerarchi nazisti decisero nel gennaio del 42 per dare una soluzione finale alla questione ebraica, cioè lo sterminio totale del popolo ebraico. E questo è, diciamo, doppiamente sconcertante, primo per il fatto in sé, nel senso che noi ci saremmo, diciamo, noi abbiamo conosciuto in passato, per carità, episodi anche gravissimi di antisemitismo legato all'antisionismo, perché poi bisogna anche saper distinguere i vari tipi di antisemitismo, certo. Ma noi non l'abbiamo conosciuto in queste apocalittiche dimensioni dopo che Israele e gli ebrei, le ebree israeliane,
hanno subito l'attacco feroce, lo grande stupro di massa, bambini uccisi e decapitati, case sventrate, giovani inseguiti mentre stavano semplicemente divertendosi. Uno si sarebbe aspettato, siamo tutti israeliani, è durato 2 ore, poi dopo siamo diventati tutti Hamas, non palestinesi, Hamas, anche questo magari un giorno, un momento, se vuoi ne possiamo parlare. Ma la cosa più terribile è il fatto che, vedi, finora gli antisemiti espliciti nel mondo portavano la svastica, erano persone infrequentabili, negavano Auschwitz, erano proprio, diciamo così, odiatori degli ebrei totali, coprivano con simboli nazisti e violavano i cimiteri ebraici, le tombe ebraiche. Quando era così era più semplice prendere le distanze, no? Anzi indignarsi. Ci commuovevamo per Schindler List, per La vita è bella di Benigni, no? Per questa cosa dell'ebreo diciamo, scaraventato nei forni crematori, nelle camere a gas nei forni crematori, diciamo, questa cosa qui era comunque un limite, un tabù morale che uno sentiva. Il problema è che invece adesso non c'è più nessuna reazione. Allora, io ho citato nel libro il caso di una studentessa italiana ebrea di Torino, italiana di religione ebraica di Torino, va detto perché bisogna specificare le parole, bisogna stare attentissimi, cioè, come dire, perché sennò italiana di religione ebraica, la quale ha raccontato su Repubblica in un'intervista, dando il suo nome e cognome, Anna Tognotte, che dovrebbe essere un'eroina invece dei buffoni che girano per i talk show. Bisognerebbe che invitassero le persone come Anna Tognotti che raccontassero quello che è successo, oppure quel ragazzo che è stato minacciato perché aveva messo durante una manifestazione, aveva messo sulla finestra un cartello Free Gaza from Hamas, che dovrebbero essere d'accordo tutti, no? Anche tutti i sostenitori di 2 popoli, 2 stati come sono io sarebbero d'accordo su Free Gaza from Hamas, invece veniva insultato, aggredito, minacciato e così via. Questo ragazzo, anche qui lo conosciamo noi, no, perché noi siamo nel circolo, capite? Nella grande bolla, vedi sempre le stesse persone, e così il buffone di quello che dice la cosa di sinistra, quell'altro dice la cosa di destra, ma le testimonianze di chi ha vissuto questa cosa non le vogliamo ascoltare. Bene, questa studentessa, e finisco, scusami se mi sono dilungato, in questa intervista ha detto che lei, con tutti i suoi amici ebrei di Torino, città democratica, città aperta, società, insomma, certo non proprio il centro del Ku Klux Klan, hanno paura di andare in giro, soprattutto di entrare all'università, dove vengono fatti, la stessa università dove hanno celebrato una specie l'hanno trasformato in una specie di moschea con le donne relegate dentro una gabbia, e hanno paura di entrare all'università. Gli ebrei che hanno un cognome inequivocabilmente ebraico proprio temono di muoversi, non vogliono portare i simboli ebraici, non so, catenine, collanine, insomma le cose che normalmente si portano, e la kippah non ne parliamo, perché c'è paura, abbiamo paura. Ora, io mi sarei aspettato in altri tempi che di fronte a questo ci fosse un comunicato del Presidente della Repubblica, persona che io ritengo persona molto per bene, che difendesse una cittadina italiana di religione ebraica da questa mostruosità. Mi sarei aspettato una nota di qualcuno del governo, mi sarei aspettato, figuriamoci, una nota dell'opposizione, mi sarei aspettato un intellettuale di quelli che dicono che siamo oramai nel fascismo realizzato e che lo spostamento di un programma dalle 9 alle 10
il nuovo Confino, la nuova Ventotene, la nuova Ponza, tutte queste buffonate, non ce n'è uno che abbia commentato questa storia. Questa è la grande novità. La novità non è soltanto la campagna antisemita che si rivolge contro i singoli ebrei nel mondo, i singoli ebrei nel mondo, non i consolati israeliani, le ambasciate israeliane, le cose, ma i singoli ebrei, credo, ebrei nel mondo. Questa confusione di ma dobbiamo criticare il governo Netanyahu, sì, ma che c'entra l'aggressione contro gli ebrei? Che c'entra? Puoi essere il più critico contro il governo Netanyahu, ma che c'entra aggredire gli ebrei in tutto il mondo? Ecco, e questo silenzio della cultura democratica, questa è la disfatta dell'Occidente, dei suoi valori, dei suoi valori universali, e quindi questa cosa, io ho una spiegazione, credo di avere una spiegazione, però non voglio prendere più tempo. No, ma eventualmente la indaghiamo, ma volevo sottoporti un'immagine, secondo me, di una potenza simbolica impressionante che mi ha sempre colpito, che è l'immagine dei caccia israeliani che sorvolano Auschwitz. Io ovviamente, come dire, condensato una serie di significati in quell'immagine. Uno di questi, secondo me, è il famoso mai più. Cioè noi dal 45 in poi tendenzialmente accettavamo quantomeno questa regola basilare della convivenza civile, per cui quella cosa lì non doveva accadere mai più. Ecco, volevo chiederti, ancora un alfabeto condiviso questo del mai più o ne siamo usciti? No, è diventata una retorica frusta, una parola che non ha più nessun senso, perché quando c'è ancora, il mai più l'ancora viene sottovalutato e minimizzato, e il mai più diventa una roba da ridere, grottesca, se non da piangere. Cioè il 27 gennaio, il giorno della memoria, si è caratterizzato quest'anno per gli insulti che che non mi ricordo neanche come si chiama, una di queste pagliacce, non so, che mi pare che abbia avuto anche una carriera diplomatica, così ha attaccato Liliana Segre. Cioè Liliana Segre, che è stata, diciamo così, una sopravvissuta allo sterminio, eccetera, eccetera, è stata accusata di essere complice di un genocidio. Ora, questa cosa qui è passata anche questa totalmente, ormai il giorno della memoria è diventata una roba di gonfaloni con i vigili del bar, cioè questa roba qui non ha più senso, perché poi il vero grande significato di questa cosa, scusami, è questo, cioè che dopo 80 anni abbiamo archiviato il tabù morale della Shoah. Non fa più impressione, soprattutto tra le giovani generazioni. E guarda che la differenza rispetto a prima, diciamo a quelli che negavano Auschwitz, la memoria, le scolaresche ad Auschwitz, qui non è nessuno di questi qui che ululano Palestina will be free from the river, nega, a parte non so se conoscono gli elementi, proprio sono degli analfabeti, non so, ma comunque nessuno di questi nega Auschwitz, semplicemente lo ha messo in una storia finita, perché le vittime di ieri sono diventati i carnefici di oggi, secondo questa nuova ideologia woke, che è la vera ispiratrice di questa campagna mondiale, e che la campagna, quando intendo dire campagna non intendo dire, non ho una visione complottista delle cose, è una cosa, diciamo, io lo sento che nelle università, nelle cose, c'è una maggioranza, diciamo, che sostiene questa tesi. Allora, la cultura, vogliamo dire in senso lato democratica, non stiamo facendo nessun riferimento al partito democratico, cioè generalmente, diciamo così, che sia appunto, che io che ho 70 anni ho vissuto nella costruzione di questo tabù del mai più, e di sentire come qualcosa, come una soglia che era stata oltrepassata e che non poteva essere mai più oltrepassata senza ricadere in un pozzo di barbarie. Ecco, questa cosa perché? Perché non sono più gli alieni, perché c'è un senso di famiglia. Rossana Rossanda disse la famosa espressione quando negavano il colore rosso delle Brigate Rosse, questo magari più giovani non se lo ricordano, ma
c'è stato un momento in cui le Brigate Rosse, c'era tutta una parte della cultura di sinistra che diceva no, ma non sono rosse in realtà, sono manovrate, hanno una loro, diciamo così, come dire, un'insegna che si sono messi, ma in realtà non sono rossi. E Rossana Rossanda del manifesto ebbe il coraggio intellettuale di dire: sento nelle loro parole, nei loro proclami, in quello che vogliono, il sapore di un album di famiglia. Cioè c'è qualcosa che ci riguarda, che non significa ovviamente che erano tutti terroristi, no? Così come è evidente che non sono tutti antisemiti, però sanno che quel veleno, quei miasmi vengono fuori non da lontano, non da un gruppo di skinheads decelebrati, ma vengono fuori dal ventre di qualcosa che è nostro. E questo è il motivo dell'imbarazzo e del silenzio e dell'omertà, più ancora che la formula dell'ipocrisia, che pure c'è, però l'ipocrisia è un sintomo, non è una causa, io sono contrario alla psicologizzazione delle posizioni culturali, no? L'imbarazzo nasce perché tu senti nelle loro parole qualcosa di te, e se vuoi lo spieghiamo perché, che cos'è questo qualcosa. Cos'è questo qualcosa? Perché forse qui è il punto. Il qualcosa è l'imporsi di un modello culturale che si ripropone dopo decenni, diciamo, di silenzio dovuto al crollo del mondo comunista, eccetera, eccetera, in cui diciamo, questo schema che non riguarda solo, diciamo, la politica, ma riguarda il genere, riguarda tanti aspetti della vita e dell'esistenza, gli orientamenti religiosi, orientamenti sessuali, eccetera, in cui c'è una visione manichea che distingue il mondo in i dannati, che sono gli oppressori, e gli oppressori sono gli occidentali, colonialisti, imperialisti, autoritari, arroganti, ebrei, suprematisti, ebrei che con lo Stato di Israele, e qui l'odio per Israele, hanno messo un pezzo d'Occidente nella terra santa dell'Islam. Primo. Secondo, da questi ci sono gli oppressi, i dannati della terra, le persone per i diritti fondamentali vengono calpestati, i bambini che muoiono, eccetera. E la sintesi di tutto questo è il palestinese. Cioè il palestinese è la vittima oppressa, l'ebreo occidentalizzante è l'oppressore. Tra l'altro è una lettura che non ha neanche più una verità, se vogliamo, di tipo etnico, perché Israele, ma questi non lo conoscono, non sanno niente, quindi, però lo spiego, cerco di spiegarlo, cioè io diciamo, frequento questo argomento da molti anni, per cui Israele diciamo, è molto cambiato negli ultimi decenni, che fa anche diciamo, spiega anche in parte perché c'è sempre più una prevalenza della destra rispetto alle origini socialiste e laburiste dello Stato di Israele, che è sempre meno il prodotto diciamo, del trasferimento volontario sionista appunto degli ebrei dell'est europeo, di Ashkenaziti, no? Cioè quindi da cui viene Ben Gurion, tutto il gruppo dirigente che ha fatto lo Stato di Israele, ma si è arricchito nel corso del tempo di centinaia di migliaia di ebrei cacciati dai paesi arabi, perché poi oltretutto nessuno, cioè si parla dei palestinesi che è vero, furono cacciati circa 700.000 durante il 1948, ma non si dice che 700.000 ebrei dal Tunisia, dal Marocco, dall'Iraq, dal Libano, dall'Egitto vennero cacciati, con la piccola differenza che gli ebrei cacciati vennero accolti da Israele come cittadini di Israele, diventarono parte integrante di Israele, e mentre invece i palestinesi vennero tenuti, che avevano negato l'esistenza dello Stato di Israele, vengono tenuti dagli stati arabi nei loro campi profughi per anni, per decenni. Una lievissima differenza, territori occupati, quando si dice territori occupati,
mi piacerebbe tantissimo poter discutere con questi qui una volta. Il problema è che loro ululano, ruttano, non è possibile discutere con loro. Ma quando si dice territori occupati, a parte che dal 2005 Gaza non è più occupata, non c'è l'ombra di un ebreo, ma a parte questo, lui gli dice: ma scusate, dal 48 al 67 che cosa c'era a Gaza, in Cisgiordania? Gaza era occupata dagli egiziani, la Cisgiordania era occupata dai giordani. Perché non hanno fatto uno Stato palestinese? Questa è una grande domanda da cui io riprenderei ma tra 30 secondi esatti per un brevissimo spot. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci tornati con Pierluigi Battista, col quale stavamo discutendo del suo libro La nuova caccia all'ebreo. Ripartirei dalla domanda retorica che ti facevi, cioè perché non è mai stato fatto uno Stato palestinese, perché tu nel libro, ed è secondo me un tema interessantissimo e spesso bypassato dal dibattito, ribalti la retorica dei due popoli e due stati, no? Cioè dici, per esempio, io sono favorevole ai due popoli e ai due stati, che fu la decisione iniziale vidimata dal mitologico ONU. Il problema è che da subito non furono d'accordo arabi e palestinesi, cioè se non si ripercorre, no, la catena delle cause, e poi hai voglia a sostenere i due popoli e due stati come slogan in piazza. Ecco, ci spieghi un po' questa differenza, questa inversione proprio. Sì, se posso dire sinteticamente. Allora, non c'era nessuno Stato palestinese prima, altra cosa, non è stata usurpata una terra che, diciamo, un'occupazione di uno Stato, non so come dire. C'era l'impero ottomano, con la dissoluzione dell'impero ottomano nella prima guerra mondiale, Francia e Inghilterra in pratica si distribuiscono i ruoli in modo anche fissando delle frontiere che molto spesso sono diventate un po' complicate, diciamo così, come si è visto nel corso dei decenni fino all'inizio del XXI secolo, e la Palestina, diciamo così, viene messa sotto mandato britannico. Nel frattempo arrivavano, diciamo così, cresceva il numero degli ebrei dopo, diciamo, la predicazione sionista di Theodor Herzl, che compravano terre, e, diciamo, per gli anni fino alla seconda guerra mondiale, pur tra contrasti, scontri, insomma, così via, però c'erano, diciamo, queste due comunità che convivevano dentro questa stessa terra, diciamo. E con l'Olocausto l'ONU decide di dare realizzazione a quella che gli inglesi chiamavano la nascita di un focolare ebraico, e proposero su delle linee territoriali che ovviamente erano discutibili come tutte le discussioni di confini, capito? Voglio dire, in cui c'è una parte che era la parte dello Stato di Israele e un'altra parte che era la formazione di uno Stato palestinese. Risoluzione dell'ONU del 1947, tra l'altro votata anche da Stalin, cioè, quindi, diciamo così, era abbastanza ampio Allora, gli stati arabi, perché i palestinesi non avevano nessuna rappresentanza politica, non esistevano politicamente, stavano nei loro villaggi, insomma, gli stati arabi decretarono immediatamente guerra a Israele. Tieni conto che la risoluzione dell'ONU avviene negli ultimi mesi del 47, la nascita dello Stato di Israele è maggio 48. Quello che succede tra il dicembre, la fine del 47 e il maggio 48 è lì il cuore del problema, perché gli ebrei che ancora non erano legati allo Stato di Israele e i palestinesi legati agli stati arabi in qualche modo già combattevano preventivamente per prendersi più terra possibile. Cioè, stiamo parlando però di una cosa che nel mondo è avvenuta chissà quante volte. Certo. Comunque, una costante della storia, diciamo.
sì, fa parte della storia, cioè per noi, voglio dire, se noi vogliamo dire come si sono formati gli stati, facciamo una storia vera, comparata di come si sono formati gli stati, e certo, Israele si è macchiata anche di alcuni crimini. Se qualcuno nel Medio Oriente volesse informarsi sui crimini di Israele nel 1947-48, potrebbe farlo solo in un modo, entrando in una libreria di Tel Aviv o di Gerusalemme, perché dentro quella libreria, nella democrazia israeliana, trovi tutto. Nei paesi arabi, nelle librerie non trovi niente. È chiaro questo? Cioè, i testi revisionisti, negazionisti, antisionisti, li trovi tutti nelle librerie di Tel Aviv e di Gerusalemme, soprattutto di Tel Aviv. Persino di Edward Said, che era un intellettuale palestinese che era entrato in un fronte critico con Arafat, però nei paesi arabi non lo venderebbero mai un libro così. Quindi, commettendo anche degli errori, dei crimini, non so perché anche nel nostro risorgimento ci sono stati dei crimini, non è che, però insomma alla fine Israele si forma come Stato, vengono attaccati dai paesi arabi, Egitto, Siria, Iraq, Libano, eccetera, vincono la guerra. A quel punto i palestinesi, che sono stati, diciamo, esiliati, chiamiamoli così, non formano un loro Stato, ma vengono occupati i loro territori, quelli che dovevano essere dello Stato palestinese, vengono occupati dagli Stati arabi. E questo avviene dal 48 al 67, cioè quanti anni sono? 19 anni. Per 19 anni ci sarebbe stata la possibilità di creare uno Stato palestinese, di accordarsi con Israele per eventuali confini, eccetera, ritocchi, per carità, e non è stato fatto nulla. Prima del 67 nasce l'Organizzazione di Liberazione della Palestina, l'OLP, con Yasser Arafat, che non esisteva prima, perché i palestinesi stavano nei loro campi profughi, trattati dagli arabi, peggio che da come sono stati trattati eventualmente dagli israeliani, maltrattati. Ricordiamo che il Settembre Nero, il famoso Settembre Nero, certo, fu un gigantesco massacro fatto da regno scenita di Giordania contro i palestinesi che stavano nei campi profughi. Tale Zatar fu fatto dai siriani contro i loro fratelli palestinesi, e noi invece ricordiamo solo Sabra e Shatila, che tra l'altro non fu fatto dai israeliani in Libano, ma dai cristiani maroniti con diciamo, la complicità di Sharon. Però la democrazia israeliana fece una commissione d'inchiesta per mettere sotto accusa Sharon. Sharon fu messo sotto accusa. Così funzionano le cose nei paesi democratici. Nei paesi teocratici, dittatoriali, che circondano Israele, che lo vogliono distruggere, non c'è nessuna libertà di dissenso, non ti dico libertà di sessualità, non c'è niente, ma non c'è nessuna libertà di dissenso. Quando poi occupano, nota bene che, scusa, ultimo dettaglio, visto che mi hai provocato su questa cosa, vai. che tra i territori, diciamo, palestinesi, chiamiamoli così, occupati dalla Giordania, c'era anche Gerusalemme Est, dove c'erano anche i luoghi sacri degli islamiti e le famose tre religioni, cioè il Santo Sepolcro per i cristiani, la moschea da cui si dice che Maometto, la pietra da cui Maometto è sceso al cielo, la moschea di Al-Aqsa, e il muro ciò che rimaneva del muro del pianto. Bene, durante l'occupazione giordana, dal 48 al 67, venne vietato agli ebrei di andare a pregare davanti al muro del pianto. Quando nel 67 le truppe di Israele con Moshe Dayan invece vinsero questa guerra e occuparono quelle terre, fu una festa per gli ebrei poter andare a pregare. Questo fu l'atto di arroganza, andare a pregare, non distruggere la moschea di Al-Aqsa, ma di andare a pregare davanti al muro del pianto. Ecco, questi elementi mi piacerebbe che ci fosse
diciamo, perlomeno oggetto di discussione, di controversia. Io non pretendo di avere ragione, ma il problema è che non c'è spazio per discutere di qualunque cosa, perché quando parli di 70 anni di oppressione, di usurpazione, dei cattivi bianchi colonialisti occidentali, ma quali colonialisti occidentali? Ma di che parlano? Quindi il sionismo nasce come reazione ai pogrom che insanguinavano l'Ucraina, la Polonia, insomma, quello che diciamo l'Est Europa in generale. Ed fu l'unico momento, era l'idea di un rifugio, perché era fallita l'assimilazione ebraica, era l'unico rifugio, era il rifugio di poveracci. Ma basta leggere i libri di Amos Oz per capirlo. E quali colonialisti? Di che? Mentre invece, diciamo, dall'altra parte c'è soltanto stato per decenni la volontà continua di distruggere lo Stato di Israele, non di avere due Stati, due popoli, ma di distruggere lo Stato di Israele, che viene chiamata nei manuali scolastici entità sionista, non è manco più definito Israele, e quello che accade nel 1948 viene definito come la Nakba, che in arabo più o meno, io non so l'arabo, ma insomma leggo che significa catastrofe, cioè la nascita dello Stato di Israele viene vissuta come una catastrofe, e questa catastrofe non si può, diciamo, concludere se non con la vittoria della jihad islamica che distrugge lo Stato di Israele. Questa è la radice di Hamas e questa è la confusione che nessuno riesce a capire, diciamo così, quando dici due popoli e due stati. Sì, ma chi lo vuole due popoli e due stati? Poi possiamo discutere delle nequizie del governo israeliano. Certo, ma è un Come altro vogliamo. tema, diciamo, è a valle. No, ma è lo stesso tema, però, capito, anche questa cosa del governo, poi giuro che finisco con questa filippica, io da quando ho l'età della ragione non ho mai sentito una cosa in cui dice ma noi non critichiamo lo Stato di Israele, noi critichiamo i governi israeliani, che vuoi negarci la legittimità? Sì, hai ragione, non ti nego nessuna legittimità, ma è possibile che non ti stanno bene i governi di Golda Meir, il governo di Rabin, il governo di Shamir, il governo di Begin, il governo di Shimon Peres, il governo di Sharon, il governo di Ehud Barak. Il sospetto che agisca ce n'è uno. Il sospetto che agisca un lievissimo pregiudizio antiebraico, diciamo, che si fa strada. Ma certo, ma è come se uno dicesse, scusami, come se uno dicesse l'Italia va distrutta. Dico, ma scusa, perché? È che io non posso criticare il governo Meloni, ma che c'entra? Certo. Cioè, è questo il punto, la dismisura, capito? Certo. Cioè, non viene criticato un atto di un governo, ma riconoscendo la legittimità di dello Stato che lo ha espresso. Ma quel governo diventa il simbolo di uno Stato intrinsecamente malvagio e cattivo. Sì, c'è un fossato tra le due ottiche. Volevo riportare all'immagine dei caccia israeliani sopra Auschwitz, perché secondo me racchiude anche un'altra cosa importante che tu stani nel libro. Questo, come dire, cortocircuito logico, morale, non so, questo abisso concettuale per cui ovviamente, la dico male, piace l'ebreo che ha subito la più grande tragedia del Novecento, forse della storia, comunque insomma l'ebreo vittima che appunto una volta all'anno viene commemorato in prima serata, così ci si lava la coscienza collettiva. Piace molto meno l'ebreo di oggi, Hiket Nunc, in carne e ossa, che si difende per evitare che riaccada. Perché questa, come dire, asimmetria? Perché appunto perché il nuovo antisemitismo tollerato e fatto proprio dalla cultura democratica, senza argini, è per l'appunto dominato da un doppio standard, cioè non diranno mai, nessuno dirà mai siamo contro nessuno, non parlo delle piazze, ma diciamo delle persone che hanno un'articolazione, che scrivono sui giornali, dice siamo contro gli ebrei. Cioè, capito il discorso? Non è che tu sentiresti un discorso alla Hitler, ma non esiste. Il problema appunto però è la concatenazione di sillogismi,
la concatenazione logica che porta a dire questo. Per cui oramai non c'è più una distinzione tra antisionismo e antisemitismo. È una cosa che anch'io l'ho scritto nel libro, io l'ho chiesto delle persone, tra l'altro queste cose qui, anche con persone che sono amiche, la grande rivelazione nel 7 ottobre è che ho scoperto un fostato dove pensavo che ci fosse vicinanza, somiglianza, così. E allora io ho chiesto, per esempio, ho detto, scusa, ma ammettiamo che tu hai ragione sulla questione palestinese, cioè per comodità. Allora, vorrei sapere da te, ma se gli irlandesi dell'Ira, no? Sì. Oltre a richiedere l'indipendenza dell'Irlanda, proponessero la cancellazione di Londra e buttare a mare tutti gli inglesi, tu saresti d'accordo? Ma no, ma figurati, ma no, che non sono d'accordo, ovvio che non sono d'accordo. Ah, bene. Se invece i francesi in Algeria, oltre a chiedere l'indipendenza dell'Algeria, come una lotta nazionalista, laica, sacrosanta, o comunque insomma possibile, chiedessero la distruzione della Tour Eiffel e del Louvre e la deportazione di tutti i francesi, possibilmente buttati tutti in mare, saresti d'accordo? No. E i baschi, che oltre a chiedere l'indipendenza volessero distruggere Madrid? No. E perché invece è possibile pensare che la nascita dello Stato palestinese debba passare dalla distruzione dello Stato di Israele? E questo è il punto. Mentre invece oggi, con questa cosa from the river to the sea, si sta dicendo noi non è che vogliamo uno Stato palestinese, vogliamo solo uno Stato fondato sulla Sharia. È guerra santa, non è nazionalismo. Nasrallah, che la pace all'anima sua, non interessava nulla dello Stato palestinese. Figuriamoci agli ayatollah di Teheran. Vogliono semplicemente, loro hanno una visione integralista di una terra che viene sconsacrata, deturpata, profanata dalla presenza ebraica. Certo, E ma questo è il punto. ti farò allora una domanda di più brutale cronaca, diciamo. Visto che come dire, oggi come oggi questa guerra santa è anzitutto manovrata e condotta dall'Iran, dall'orrenda teocrazia totalitaria degli ayatollah, che appunto da decenni teorizza la sparizione dell'entità sionista dal mappamondo, per cui Hamas, Hezbollah, gli Houthi sono tutti singole tappe di una trama che è scritta a Teheran espressamente. Ti volevo chiedere, visto che Israele è coinvolto in una battaglia esistenziale proprio, no? Che coinvolge la sopravvivenza dello Stato degli ebrei, in queste ore c'è l'iniziativa in Libano, anche con delle notizie molto pesanti, ma cosa deve fare Israele? Cioè, sullo sfondo c'è l'obiettivo anche di andare alla testa della piova islamista, perché finché non vai alla testa, come fai a uscirne? Questa è una domanda che, diciamo così, io non sono un geostratega, quindi io non lo so. Io pensavo che Israele avesse, diciamo, decapitando Hezbollah nei modi che sappiamo, l'idea che ricerca persone, telefonini, il fatto che loro avessero smantellato e infiltrato totalmente l'apparato militare, non ovviamente le armi, che sono tantissime, sono purtroppo altro che Hamas. Hezbollah è molto più armato di Hamas, se vogliamo. Assolutamente. Però insomma è disarticolato, cioè tutto il gruppo dirigente e tutte le articolate vivono nella paura. Cioè Khamenei che porta il fucile accanto, è uno che si tiene sempre nelle vicinanze dei bunker, perché sanno che sono pieni di spie. Io pensavo che questa sarebbe stata la seconda tappa, diciamo, dell'offensiva israeliana dopo Gaza, e riesco a capire meno sinceramente, ma questo però non esula un po' dal mio libro. Sì, certo. Perché io poi non è che sono veramente, io penso che alcune cose su Israele, sullo Stato di Israele si debbano dire. Capisco meno questa
questa offensiva di terra, cioè mi sembrava molto rispetto a quello che era successo a Gaza con anche prezzi umani mostruosi, no? Cioè, mi sembrava che questa cosa del Libano fosse affrontata in un altro modo, cioè in modo molto più selettivo, in modo molto più mirato, e si è visto molto più efficace, perché insomma li hai colpiti tutti, cioè sai, distruggere le reti di comunicazione di un gruppo come Hezbollah è una roba clamorosa, cioè, quindi vuol dire che loro sanno tutti dei movimenti. Invece questo ingresso da terra mi fa pensare che vedremo mesi, non dico simili, ma insomma quasi alla storia di Gaza, solo che il Libano non è Gaza, è multiculturale, ci sono i cristiani, è molto complicato, è un'operazione in cui Israele è, come si è visto con l'incidente di ieri, l'UNIFIL, insomma davvero molto preoccupante. Sull'UNIFIL l'unica cosa che vorrei dire è che tutti questi anni che è stata lì, insomma nessuno si è accorto delle centinaia di chilometri di tunnel che a pochi chilometri di distanza Hezbollah stava armando. Guarda, nel mio piccolo ci ho fatto l'editoriale di stamattina ricordando che tra proprio i compiti della missione UNIFIL c'era il disarmo dei gruppi che c'erano in zona, tra cui Hezbollah. Ecco, non mi pare sia stato ottenuto. Detto questo, diciamo così, non ti puoi sempre mettere contro il mondo, ecco, così. Quello è il rischio, certo. Quello è il rischio. E quindi, diciamo, se tu sai che nei paraggi c'è l'UNIFIL, tu cerca di beccare i successori di Hezbollah, di Nasrallah, insomma. Comunque, insomma, queste sono questioni che vedremo nel corso del tempo. Io ho l'impressione che questa cosa durerà per tantissimo tempo e temo che più questa cosa dura, più questo che abbiamo descritto, l'odio per gli ebrei, eccetera, eccetera, potrà aumentare. Quindi quello che abbiamo visto è solo una parte di quello che vedremo in futuro, cioè dobbiamo porci la questione di una soluzione politica, altrimenti non se ne esce più, diventa molto difficile per tutti, no? Certo. Però qual è la soluzione politica? Perché poi dice riconoscimento dello Stato palestinese, cioè che vuol dire che tu tratti Gaza diretta da Hamas come lo Stato palestinese, ma non esiste. Marco Pannella diceva sempre 2 popoli, 2 stati democratici. Che non è una postilla irrilevante. No, cioè nel senso che non abbiamo una visione sacrale dello Stato, no? Abbiamo una visione laica dello Stato, della sua autonomia, della sua indipendenza, ma anche della sua democrazia. Per quello dicevo i valori universali, cioè abbiamo perso l'idea che esiste la libertà, esiste la libertà delle donne, che tutto questo viene cancellato in questo grande, la libertà delle donne, la libertà sessuale, la libertà di espressione, la libertà di fare giornali, la libertà. Ecco, voi siete nella Radio Libertà, quindi sfondi una porta spalancata. Qui, che era un elemento fondamentale che noi abbiamo considerato da destra, da sinistra, un valore universale. Questo valore universale oggi non ha più senso, cioè se più amici di despoti che massacrano le donne soltanto perché non portano il velo, e questa gente è più vicina rispetto alle donne ebree che sono state stuprate il 7 ottobre. Questo è il grande paradosso, il grande orrore culturale che noi stiamo vivendo. Sì, diciamo che stanno saltando proprio i fondamentali, se vuoi anche di quella felice anomalia che si chiama appunto Occidente, da cui discende tutto quello di cui hai parlato tu. Per recuperare i fondamentali, in chiusura ricordo di nuovo il tuo libro, La nuova caccia all'ebreo per liberi libri. Ti ringrazio molto di essere stato con noi. No, grazie a voi per avermi ospitato. A presto, buon lavoro. Grazie. Avete ascoltato Parlando liberamente. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte
è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent ogni sabato dalle ore 16. Behind the bedroom door. Now it's something I can do no more. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine.